La tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Va ora in onda la rassegna stampa. Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa. È il 24 aprile, sono le 7:30, siamo in perfetto orario. Grazie e un saluto anche a Federico Borsari in regia. E vi ricordo il sito radiolibertà.net, la pagina Facebook di Radio Libertà per sapere cosa va in onda oggi nel corso della giornata. Subito l'agenzia ANSA, la fuga dal Sudan in fiamme, Giorgia Meloni assicura gli italiani in salvo, parla anche il ministro degli esteri. Tajani, tutti i connazionali che volevano lasciare il paese sono in volo verso Gibuti. E ancora aggiunge Giorgia Meloni, l'Italia non lascia indietro nessuno, chiudono le ambasciate di Stati Uniti e Gran Bretagna, spari su un convoglio francese e la crisi apre un nuovo esodo di migranti. 20.000 in fuga negli ultimi giorni dal Sudan, dice l'UNHCR, l'Alto Commissariato per i Rifugiati delle Nazioni Unite, e l'appello del Papa. Secondo titolo, cronaca nera, è morta la psichiatra aggredita a Pisa, fermato un suo ex paziente. Gli organi della donna saranno donati secondo le sue volontà. L'uomo, noto alle forze dell'ordine, responsabile di aggressioni. Gianluca Paul Seung, un cosiddetto sciamano, si autodefiniva tale, carico di odio. Il calcio è il terzo titolo, Raspadori eroe a Torino, il Napoli vede lo scudetto. E poi le parole del ministro di giustizia. Nordio il 25 aprile dovrebbe diventare una festa europea. La sconfitta del nazifascismo deve unificare le democrazie. Aggiunge il ministro Tajani, la liberazione è un patrimonio nazionale. Torna a parlare l'ex segretario di Alleanza Nazionale, l'ex missino Gianfranco Fini, la destra dica che ha chiuso con il fascismo. Sempre dalla prima pagina poi dell'agenzia ANSA di stamani, salva 2 ragazzini in mare a Siracusa, poi scivola e muore. La tragica fine di Vito Bugliarello, 35 anni, che aveva aiutato 2 giovani in difficoltà. Infine Luigi Di Maio ce l'ha fatta, dopo mesi di chiacchiericcio è stato indicato dall'Unione Europea, dal ministro degli esteri dell'Unione Europea, Borrell, come inviato per il Golfo Persico. È il candidato migliore, ha scritto Borrell in una lettera inviata agli Stati membri. Ha il necessario profilo politico a livello internazionale. Niente di meno. Insorge la Lega, lo vedremo dopo. E sempre dalla prima pagina dell'agenzia ANSA, venduto all'asta l'abito di John Travolta nel celeberrimo film La febbre del sabato sera, il completo, ovvero pantaloni, giacca, panciotto, camicia nera, per $260.000 è stato venduto, niente male. Mosca, la Russia cerca volontari per il fronte, appello a uomini veri, e l'Ucraina tenta l'avanzata e raggiunge la riva est del Dnipro. La lunga guerra continua. Tentano di rapire un bambino, paura a Fiumicino, il piccolo si è divincolato, la madre ha allertato il 112, poi una bimba travolta dall'auto, la madre non aveva la patente, è accaduto in Campania, la donna si stava esercitando alla guida, attesa l'autopsia sulla piccola, poi i funerali, forse Freud avrebbe qualcosa da dire. Unione Europea in stretto contatto con Roma per l'ok alla terza rata del PNRR e Twitter ci ripensa, arriva di nuovo, torna la spunta blu per i super VIP. A proposito di super VIP, Giletti va dai PM, non va da Mentana, lo speciale televisivo è saltato, storie di mafia e di informazione, nuovi sbarchi di migranti a Bari e a Roccella Ionica, scrive l'agenzia ANSA in primo piano. Primo piano meritorissimamente di Tempi, il mensile tempi.it, che ci ricorda, a proposito di anniversari, una cosa importante, molto importante, 24 aprile del 1915, genocidio armeno, 108 anni fa, la strage che ispirò Hitler, iniziato nel 1915 per mano dei giovani turchi supportati dalla crème dell'esercito tedesco, portò alla morte 1,5 milioni di armeni. Nel 1939 il Führer chiedeva: chi ne parla ancora? È domanda che brucia anche oggi, scrive giustamente Tempi. Oggi ricorre
oggi, proprio oggi, il 24 aprile, il 108esimo anniversario, 108, come si dice, il 108esimo, ottavo, il 108, non lo so, confesso che al di là, comunque sono 108 anni, mettiamola così, che è stato compiuto, iniziato l'anniversario del genocidio armeno, o Metz-Jegern, il grande male, iniziato nel 1915, portò alla morte 1,5 milioni di armeni, molti di più nel complesso le vittime, anche considerando non solo gli armeni, per mano del governo dei giovani turchi. Il 24 aprile del 1915 furono arrestati e deportati gli esponenti delle elite armene di Costantinopoli, Smirne e Aleppo. La loro vicenda è stata immortalata da un libro meraviglioso, La masseria delle allodole, della scrittrice Antonia Arslan, che abbiamo avuto la fortuna di sentire più volte qui in radio. È certo che Adolf Hitler rimase favorevolmente colpito dall'organizzazione turca, dalla loro determinata volontà di liberarsi in maniera violenta e spietata di un popolo cristiano che occupava il suolo ottomano. Era l'esatto contrario, era la loro patria quella. Il Führer trasse ispirazione dal genocidio degli armeni per portare avanti quello contro gli ebrei. A lui è attribuita una frase nel 1939 in cui chiedeva sardonico ai suoi chi mai parlasse ancora dell'annientamento degli armeni. Hitler non aveva torto, la sua frase potrebbe essere riproposta oggi, scrive tempi.it. Dopo più di un secolo il genocidio non è ancora riconosciuto dalla Turchia e da molti stati nel mondo. L'Italia lo ha fatto in via ufficiale soltanto nel 19 e gli Stati Uniti nel 21. Soprattutto, come dimostrato anche nel recente conflitto in Nagorno-Karabakh o Artsakh in armeno, delle vicende armene sono pochi a curarsi. Prevalgono i calcoli, gli affari, gli equilibri geopolitici. Fa benissimo Tempi, non lo fa nessuno, eh? Non c'è una riga sui quotidiani, uno dirà per forza 1915, chi se ne frega. E in realtà stiamo parlando ancora del 25 aprile in termini tragicomici, per cui non era male ricordare una data molto più, se vogliamo, molto più determinante nella storia del Novecento, perché da lì quella fu la matrice della Shoah. E oltretutto ancora oggi ci sono le propaggini dell'odio anti-armeno vive e vivissime nella questione dell'Artsakh o Nagorno-Karabakh, dove 130.000 persone rischiano di vedersela brutta perché arrivano col contagocce le medicine, i rifornimenti, hanno chiuso l'unica strada che li collegava alla madrepatria armena. Gli armeni dell'Artsakh, un enclave dentro l'Azerbaigian. Un'altra storiaccia che Leone Grotti racconta per tempi.it, anche questa trascurata completamente dalla maggior parte dei mass media, tutti. I terroristi in Nigeria hanno tagliato la testa a un bambino cristiano di 5 anni. L'attacco al villaggio cristiano di Runji, nello stato di Kaduna, è stato così efferato che perfino Nazioni Unite e il presidente nigeriano Buhari lo hanno condannato, ma nessuno fa nulla per fermare le violenze. L'ultimo attacco da parte di una banda di terroristi musulmani, pastori fulani, contro un villaggio di agricoltori cristiani nello stato di Kaduna in Nigeria è stato particolarmente efferato. Delle 33 vittime, la metà, 14, erano bambini. Uno di questi aveva 5 anni e è stato decapitato. Molti altri sono stati bruciati vivi. Le vittime seppellite in una fossa comune il 16 aprile, tra le grida disperate delle madri dei bambini, la minaccia dei terroristi. Torneremo. Leone Grotti ha fatto un reportage pregevolissimo per Tempi, finanziato dai lettori di Tempi, e lo trovate anche sul sito tempi.it. Andiamo a vedere adesso le prime pagine dei quotidiani di oggi, a rapido giro. La grande fuga dal Sudan all'apertura del Corriere della Sera. Di Maio sarà l'inviato dell'Unione Europea per il Golfo Persico, la Lega protesta, poi c'è la questione del super bonus affrontata da Federico Fubini che frena il taglio delle tasse, e sempre dal primo piano del Corriere della Sera di oggi, Minera Gabanelli e Francesco Battistini, sulla Tunisia al collasso, il problema ricade sull'Italia. Dalle coste africane sono sbarcati da gennaio oltre 18.000 migranti rispetto ai 2.000 dell'anno scorso. Luciano Violante dice che Giorgia Meloni allontanerà gli estremisti e i falsificatori. Non ha più niente da farsi perdonare questa destra che ormai sono passati tanti anni. Meloni è estranea al fascismo, sottolinea Luciano Violante. Meno male che l'ha detto lui perché non lo sapevamo. Letizia Moratti: è triste chi non capisce che è il nostro
4 luglio, scrive il Corriere in prima pagina, un'intervista a Letizia Moratti. È un giorno che parla di libertà, il 25 aprile, triste chi ancora non lo capisce, facciamone il nostro 4 luglio, la festa della patria, strumentalizzazioni superficiali con una guerra alle porte. 4 luglio tipo quello americano. L'amore non esiste è il titolo della rubrica Ultimo Banco del docente e scrittore Alessandro D'Avenia, tutti i lunedì a fondo pagina sul Corriere della Sera e continua nelle pagine interne. Ho cercato l'amore per tanto tempo senza trovarlo, se non nella mia testa. Poi lui mi ha trovato e ho capito che ero io a nascondermi. Inseguivo l'idea dell'amore perché avevo paura di amare, ma amare è un verbo e non un sostantivo, un'azione che richiede carne e spirito, un rischioso infinito crescendo dell'essere e non un comodo stato della mente. E questo è il tema amare, appunto, della rubrica L'ultimo banco, l'amore non esiste, il titolo del pezzo di oggi. Ognuno riceve dall'altro la grazia di poter essere così com'è, diventando ciò che ancora non è. Insomma, uno che parla d'amore mentre la cronaca ci porta da tutt'altra parte. Lasciamolo perdere perché non serve a niente. Lasciamo il Corriere della Sera e andiamo al Fatto Quotidiano. Il Fatto Quotidiano si occupa in apertura dei 3 golpetti della destra e il fumo delle sparate di questa orribile maggioranza. Porcate, norma salva trombati, via i ballottaggi nel comune, impunità sui social. La maggioranza vuole ampliare l'immunità parlamentare, orribile a dirsi, eliminare il doppio turno che la sfavorisce, ripescare un forzista. Fini, dice Meloni, si dica antifascista, Fratelli d'Italia contro Lucia Annunziata. Che peso! Mentre sempre dalla prima pagina del Fatto Quotidiano gli Stati Uniti negano il visto ai giornalisti russi all'ONU, Bonaccini, bontà sua, presidente del PD, attacca Conte per il sì al referendum anti-armi. Apparecchi la pace, fa più paura della guerra, è la morale della favola. Per quanto concerne invece Di Maio inviato nel Golfo, è un premio a lui per la guerra contro Giuseppe Conte e anche la Lega dice vergogna. Grazie a Draghi e al Partito Socialista Europeo, la nominuccia da 12.000 euro al mese per Di Maio, imbarazzo a Palazzo Chigi. Con ciò lasciamo la prima pagina del Fatto Quotidiano. C'è da segnalare anche il Fatto Economico del lunedì, si occupa di plastica oggi, il dorso economico del Fatto Quotidiano, la grande truffa del riciclo che non esiste, una presa in giro. L'economia circolare nel campo della plastica resta un mito, la reimmissione sul mercato è marginale, mentre i costi li pagano i comuni. Dal Fatto passiamo al Giornale. Di Maio d'Arabia è il titolo d'apertura, premiata l'incompetenza, scrive Gian Michalessin. L'ex ministro è stato catapultato dal ministro degli esteri europeo Borrell a fare l'inviato europeo nel Golfo. Esecutivo irritato, Tajani dice non è il nostro nome. E poi 6 mesi di governo, tra guerra, sbarchi, inflazione in crescita, la Melonomics, cioè la visione economica di Giorgia Meloni interpretata da Marcello Zacchè nell'editoriale, la guerra in Ucraina, la conferma che viene dai report americani, l'Ucraina sta avanzando nel Kherson, Mosca alle spalle al muro, questa sarebbe la versione degli Stati Uniti. A Firenze i partigiani dell'ANPI in piazza con gli ecovandali, vanno a braccetto con Ultima Generazione, gli imbratta monumenti, imbratta opere d'arte. ANPI e ecovandali, associazione partigiani e ecovandali si danno appuntamento a Firenze per la grigliata della liberazione, salsicce e bistecche, un bicchiere di vino, un brindisi alla faccia dell'ultimo monumento sfregiato in nome della protesta contro l'emergenza climatica. I magistrati hanno ignorato le indagini su cosche e PD. Questo è un elemento, un fatto che il giornale meritoriamente ha sollevato nelle settimane, nei mesi scorsi e sul quale ritornano oggi, poi vedremo l'articolo, Luca Fazzo e Domenico Ferrara. Gli ex sindaci di Reggio Emilia, Graziano Del Rio, che fu anche ministro e capogruppo alla Camera del PD, e Antonella Spaggiari, sindaco di Reggio Emilia, appunto, andavano indagati nell'inchiesta bis sui rapporti tra criminalità organizzata, 'ndrangheta e politica. Era questa l'intenzione del pubblico ministero antimafia Roberto Pennisi. Una relazione ne spiega i motivi, ma i magistrati hanno ignorato le indagini su cosche dell''ndrangheta e PD. Relazione inedita sul caso Emilia-Romagna. Luigi Mascheroni continua la sua gustosa serie degli insopportabili. Oggi il ritratto tocca a Gianni Riotta e il giornalismo seculo-americano.
A un certo punto, metà anni 90, alla stampa inizia a girar voce di un cambio di direzione. Via Ezio Mauro arriverebbe Gianni Riotta. Una mattina nata male, uno sfondone sul giornale. Alla riunione di redazione Ezio Mauro si lancia in una intemerata contro vice direttori e capi redattori. Ma non vi vergognate a far uscire pagine così? Chiede schifato. Vi meritate Gianni Riotta. Ve lo meritate. Facendo un giornale così schifoso, lui è il direttore giusto. Così pensava Ezio Mauro. Lasciamo il giornale, andiamo al Giorno, il quotidiano nazionale, e due gli argomenti principali: la polveriera Sudan e l'evacuazione degli italiani, e poi Gianluca Paul Zeung, 35 anni, aggressore della psichiatra Barbara Capovani, libero di uccidere, sottolinea il quotidiano nazionale. Dal quotidiano nazionale al Mattino, il Mattino di Napoli si occupa in dettaglio, pagina 1 e le prime due pagine, della riforma della giustizia in 3 mosse. Si parte dai reati contro la pubblica amministrazione, poi niente appello per le sentenze di assoluzione. Il ministro Nordio prepara il disegno di legge. La riforma in 3 mosse, giusto appunto, si parte dai reati contro la pubblica amministrazione. Le prime modifiche, annuncia il ministro di Giustizia, Carlo Nordio, andranno in Consiglio dei Ministri a maggio, e dentro la fine di questo anno la separazione delle carriere dei magistrati. Lo arrestano Nordio se si appresta a fare queste riforme. Via l'appello dopo la soluzione in primo grado e usiamo le caserme dismesse per svuotare le carceri, dice ancora il ministro della Giustizia. L'intervista al presidente dell'Unione Camere Penali, gli avvocati penalisti, Gian Domenico Cagliazza, che accoglie con favore i propositi di riforma del governo Meloni e del ministro Nordio. Dal ministro una svolta di tipo liberale: gli serve il sostegno di tutto il governo. I temi trattati riflettono le urgenze del sistema italiano. Ebbene, dalle intercettazioni alla paura di firmare, tutti i nodi da sciogliere, all'insegna della presunzione di innocenza, della certezza della pena. Queste le linee guida. L'obiettivo: correggere le storture del sistema. Le riforme vanno in questa direzione. Le modifiche da apportare sono: 1. Le intercettazioni. No alla trascrizione se si parla di terzi o di questioni intime. Limitazione a quei casi in cui il reato è in atto. Previsto anche un budget massimo per le intercettazioni stabilito dal Ministero. 2. Segretezza degli atti, indagini top secret fino alla conclusione per evitare la gogna mediatica. Una roba tipo Erba, insomma, non sarebbe più possibile. Stop all'esposizione mediatica prima che si arrivi al processo, una norma a favore dell'onorabilità dell'indagato. Terzo, l'abuso d'ufficio che paralizza sindaci e dirigenti pubblici. È da modificare. Le condanne sono soltanto il 2%, ma l'amministratore viene delegittimato. Quarto punto di riforma: nessun appello per i pubblici ministeri, cioè in caso di assoluzione dell'imputato il processo si chiude in primo grado. No agli inutili ingolfamenti della macchina giudiziaria. Se ci sono nuove prove si riparte da capo. Carcerazione preventiva. Quinto punto di riforma: sulle misure cautelari, carcere dovrà decidere un organo collegiale. Circa la metà delle persone arrestate viene poi scarcerata dal Tribunale del riesame. Infine, durata dei processi. Col ripristino della prescrizione il reato viene estinto. I termini decorreranno dal momento in cui viene scoperto il fatto e non da quando è stato commesso. Così, in sintesi, il Mattino ci illustra i capisaldi della riforma della giustizia. L'obiettivo è raddrizzare le storture del sistema giudiziario sotto l'insegna di presunzione di innocenza e certezza della pena. In quest'ottica il ministro Nordio vuole disciplinare l'uso delle intercettazioni, ponendo limiti alle trascrizioni e al budget, prorogare la durata della segretezza delle indagini, modificare il reato d'abuso d'ufficio, uno spauracchio che paralizza le pubbliche amministrazioni, abolire la possibilità di appello dei pubblici ministeri in caso di assoluzione in primo grado, far decidere al Tribunale del riesame sulle misure cautelari e ritornare alla prescrizione sostanziale. Così il Mattino di Napoli. Il Tempo di Roma mette in apertura Gigino d'Arabia, dallo stadio Bibitaro al San Paolo alla diplomazia internazionale. L'ex ministro 5 Stelle sarà inviato europeo nel Golfo Persico. È il candidato più adatto, ha detto Borrell, ma Fratelli d'Italia e Lega insorgono. È stato ignorato il parere del governo italiano. La vignetta di Osho:
C'è un signore col turbante, un arabo, che dice appunto: precedenti esperienze nel settore del gas, chiede l'arabo a Di Maio. E Di Maio risponde: mi sono occupato di bibite gassate nel Golfo di Napoli. Crisi di nervi PD sul lavoro, tormenti democratici. È una provocazione sul decreto lavoro annunciato dalla ministra Calderone. Il PD è in crisi di nervi, il decreto lavoro è una provocazione, ma vedremo poi i contenuti. E infine, presto la pensione. Questo è un annunzio che fa il sottosegretario al lavoro, il leghista Claudio Durigon. Pensione a quota 41. Aspettiamo la prossima legge di stabilità, cioè la finanziaria di fine anno 2023, per capire su quante risorse possiamo contare. Ma l'obiettivo del governo per le pensioni resta quello dei 41 anni di contributi a prescindere dall'età anagrafica, conferma il sottosegretario Durigon. Intanto, secondo uno studio, ci sono già 57 modi per lasciare il lavoro. Lasciamo il Tempo, andiamo a vedere anche Repubblica, in prima pagina. Meloni a Biuri il fascismo. All'appello di Gianfranco Fini viene giustamente messo in primo piano dal quotidiano dei fascisti d'Italia, cioè la Repubblica. Fini era un fascista, poi naturalmente fa l'appello per abiurare il fascismo. In ogni caso stiamo parlando sempre del 25 aprile et affini. Con ciò lasciamo 27 obiettivi del PNRR, rischiano lo stop. Andiamo da Repubblica alla consorella, sempre che ci si apra la finestrella, la consorella di Repubblica, cioè la Stampa di Torino. La Stampa apre con un bel virgolettato anche qui: onore alle vittime del nazifascismo, l'intervista al ministro Tajani, è l'eterna trappola dell'identità, il 25 aprile sottolinea Giovanni Orsina, Di Maio inviato nel Golfo, la Juve beffata, Napoli che tocca il cielo, il ritardo del PNRR, il tesoro fragile delle Cinque Terre, mete turistiche prese d'assalto per questo ponte del 25 aprile. Ci rimane da vedere ancora La Verità, con estrema calma e con molta aplomb, con britannico aplomb, e attendendo il tempo debito. Aspettiamo che si apra la prima pagina della Verità nella nostra ingolfatissima edicola. Eccola qua. Di Maio abolisce la sua povertà, sottolinea beffardamente il direttore Belpietro. Il governo si dissocia dalla nomina di Di Maio come rappresentante speciale, inviato speciale dell'Unione Europea per il Golfo Persico, a 12.000 eurucci al mese. Poi che cosa saranno? Meno di quelli di un deputato normale in Italia. L'eredità di Draghi e Mattarella imbarazza la maggioranza, ma è l'ultimo campione di una specialità della sinistra e dei suoi alleati, cioè più gli elettori li puniscono, più arrivano poltrone per questi qui. In prima pagina il folto cappello nero e la barba brizzolata di Massimo Cacciari, 78enne filosofo e politologo. C'è stato critico sulla gestione della Covid, perciò piace molto alla Verità. Sui vaccini hanno fatto gravi errori, talmente gravi che nessuno può ammetterli, dice Cacciari alla Verità. Mario Giordano da par suo si rivolge a Giorgio Palù, presidente dell'AIFA, farmacologo, virologo, eccetera, eccetera. Caro Palù, mi fido di lei sul caso AIFA, dica qualcosa. Carlo Cambi sui fondi europei e la natalità. Contro la Meloni ormai vale tutto, scrive Carlo Cambi, dalle culle vuote ai soldi di Bruxelles, accuse in libertà contro il governo. Secondo il segretario CGIL Landini, la denatalità è figlia di politiche sbagliate degli ultimi 20 anni, ma Meloni è comunque colpevole. Sul piano di ripresa e resilienza PNRR, il pernacchione europeo, la Stampa teorizza che in caso di rinuncia il nostro debito esploderebbe. C'è anche Edoardo Rixi che dice che per le grandi opere il PNRR è inutile, ma lo vediamo dopo. E a centropagina è Alberto Brambilla, intervistato da Fabio Dragoni. Alberto Brambilla, presidente di Itinerari Previdenziali, 2 volte sottosegretario al welfare al tempo di Roberto Maroni. Ci sono 13 milioni di non occupati. Per il lavoro non servono migranti, sottolinea Brambilla. Con questi numeri è assurdo andarli a cercare all'estero. Marco Rizzo, intervistato sul 25 aprile, festa dell'antifascismo, sì, ma da operetta. Pietrangelo Buttafuoco, la vera tirannia, le professoresse democratiche con il cerchietto. E sempre dalla prima pagina della Verità, i nuovi amici virtuali sul web possono rovinare i nostri ragazzi, dilagano legami con chatbot, cioè con umanoidi in forma di software o software in forma di umanoidi.
tu dialoghi con qualcuno che non è una persona vera, ma un chatbot, giusto appunto, cioè un software umanoide che dialoga come un uomo, come ChatGPT, per esempio, e tanto altro. Il professore decapitato, simbolo dell'Occidente che si odia, dramma e oblio. In Francia decapitarono un professore, Paty non se lo ricorda più nessuno. Lo psichiatra Claudio Risè si occupa dell'orsa, l'orsa trentina, JJ4, la natura in noi. Anche noi abbiamo dei doveri. E infine Francesco Borgonovo, la rivoluzione digitale è un'agnosi. Il progresso è solo disconnettersi, dice il matematico Olivier Rey, filosofo e matematico, sull'invasività digitale. Andiamo a vedere anche Libero, prima pagina di Libero dedicata, adesso ci arriviamo con calma perché stamattina la nostra edicola è indormentata. E comunque, una prima pagina di Libero, eccola qui, compare e non compare, apparizioni e sparizioni, eccola qui. Libero apre la sua prima pagina con Liberiamoci, appunto, anche dal comunismo. È il pezzo di Vittorio Feltri. Il fascismo è morto, annuncia Feltri, per chi non lo sapesse ancora. Gli eredi dei marxisti si credono i proprietari della democrazia, che invece appartiene a tutti. Di spalla il commento di Antonio Socci sui soldi da spendere, il pernacchione europeo, il PNRR. Su questo il Premier ha un jolly. Faremo cose buone. Luciano Violante, fermiamo l'utero in affitto, non è diritto ma schiavitù. Violante dall'altra parte, l'abbiamo visto prima, parla di Giorgia Meloni che non è fascista, su Libero invece dell'utero in affitto. Fermiamolo, non è diritto ma schiavitù. Di Maio cervello in fuga, l'Europa gli dà una poltrona. L'annunziata che fa lo spot antigoverno, capirai che notizia, sarebbe stata una notizia che l'annunziata fa lo spot per Giorgia Meloni. La Rossa Bologna devastata dai giovani anti-Giorgia, vandalismi al corteo contro il decreto rave. L'intervista al capogruppo, ma anche questa la vediamo meglio tra poco, al capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo, io in piazza il 25 aprile fui cacciato. Ma c'è anche un'altra intervista di Francesco Specchia al ministro della pubblica amministrazione Zangrillo per il piano europeo PNRR, contratti a tempo indeterminato, eccetera, eccetera, soprattutto, eccetera. Con ciò abbiamo visto le prime pagine, andiamo adesso a vedere anche il Sole 24 Ore del lunedì, che apre la prima pagina con il tema della scuola. Per aule e istituti scolastici 13 miliardi di fondi a disposizione, ma pochi cantieri, più risorse dal PNRR, ma frenano i progetti e continuano i crolli, 44 crolli di istituzioni scolastiche, o meglio di aule scolastiche, da settembre. Modello Genova, Invitalia, per accelerare. Insomma, avremmo a disposizione 13 miliardi per le aule e gli istituti scolastici, ma i cantieri sono ancora troppo pochi. Meno beneficiari per i bonus casa del 2023, per gli sconti più elevati la detrazione esclude oltre il 90% dei contribuenti, scrive il quotidiano di Confindustria, mentre il fisco leggero convince i cervelli che ritornano. I rientri cresciuti del 30%, i dati sull'IRPEF 2023. Cresce di quasi il 30% il numero dei cervelli in rientro in Italia. Ce n'è uno che esce, come sottolinea Libero, quello di Di Maio, ma ce ne sono tanti altri che ritornano. I dati sull'IRPEF appena pubblicati dal Ministero delle Finanze relativi all'anno di imposta 2021 rivelano che i contribuenti interessati dal regime agevolato riservato a chi torna dall'estero sono stati oltre 21.000, insomma niente male. Italia Oggi apre la sua prima pagina, Italia Oggi 7 del lunedì, diretta da Marino Longoni, con gli appalti gestiti dalla nostra amica del futuro, l'intelligenza artificiale. Il nuovo codice apre all'intelligenza artificiale nella valutazione delle offerte e nell'automatizzazione delle gare. È una sfida per la pubblica amministrazione, perché molti sarcasticamente osserveranno che un'intelligenza artificiale è più efficace di tanti pubblici dipendenti, algoritmi per la valutazione delle offerte e automatizzazione delle gare. Sono i tratti rivoluzionari per il diritto amministrativo che modelleranno dal bando al collaudo gli appalti di stampo tutto digitale confezionati dal nuovo codice dei contratti pubblici, decreto legislativo 36/2023 per i curiosi. Le stazioni appaltanti devono quindi sfidare il digitale e le intelligenze artificiali per mettere in piedi e gestire procedure online ed esami interamente automatizzati dei documenti presentati dai partecipanti alle selezioni. La domanda a questo punto
è quanto sia pronto il settore della contrattualistica pubblica ad affrontare un sistema che disegna un ciclo di vita tutto digitale dei procedimenti per la scelta dei fornitori di beni, lavori e servizi. Appalti gestiti anche dall'intelligenza artificiale, una sfida per la pubblica amministrazione, commenta il direttore Marino Longoni, è solo l'inizio di una rivoluzione. Il nuovo codice degli appalti contiene una piccola rivoluzione che potrebbe però essere l'inizio di un cambiamento radicale delle nostre esistenze, cioè la possibilità di affidare all'intelligenza artificiale, cioè a procedure automatizzate, la valutazione delle offerte, cioè una delle decisioni più importanti in una gara pubblica. In questo senso il codice dei contratti è un'esperienza pilota, perché per la prima volta nella legge si prevede esplicitamente la possibilità dell'uso dell'intelligenza artificiale per svolgere un'attività che è propria di un funzionario pubblico, e si tratta di attività che contengono inevitabilmente margini di discrezionalità. È solo il primo passo, ma non c'è dubbio che si arriverà velocemente a un uso sempre più massiccio dell'intelligenza artificiale, attualmente impiegata soprattutto per finalità di marketing, anche per lo svolgimento di funzioni ben più complesse e delicate. Pensate a un Presidente della Repubblica che invece di essere una persona fisica è un chatbot, un'intelligenza artificiale programmata per far rispettare la Costituzione. Sarebbe fantastico, io ci farei la firma. Mettere un Presidente della Repubblica, tanto per partire dalla cima e poi a discendere anche gli altri, ma un Presidente della Repubblica il cui algoritmo è rispettare alla lettera la Costituzione, in tutto e per tutto, perché lui è il garante, no, della Costituzione. Farla rispettare in tutto e per tutto, anche nelle sue qualifiche di Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura e poi, se proprio vogliamo, del Consiglio Supremo di Difesa, quindi vertice delle Forze Armate e vertice dell'organo di controllo e di disciplina dei magistrati. Programmato con un algoritmo per far rispettare tutte le leggi, a partire dalla Costituzione. Sarebbe una rivoluzione, ne vedremmo delle belle se ci fosse al posto di un Presidente della Repubblica fisico un algoritmo proprio perfetto, programmato secondo la Costituzione e secondo le leggi, sia come capo del CSM che poi, se vogliamo, anche come capo delle Forze Armate. Secondo me ci divertiremmo tantissimo. Mentre la prossima volta che avrà bisogno di me, e qui Dago Spia riprende una roba un po' vecchiotta, ma la tira fuori di nuovo, lo scazzo tra Alessandro Sallusti e il presidente leghista del Friuli Venezia Giulia, Fedriga. Alessandro Sallusti si è incazzato con Massimiliano Fedriga perché la regione Friuli Venezia Giulia ha acquistato spazi pubblicitari, cioè ha pagato fior di soldi a Repubblica e Stampa invece che a Libero. La prossima volta che avrà bisogno di una marchetta non alzi il telefono come fa d'abitudine il Fedriga. A scrivere che lei Fedriga è un grandissimo stronzo, ci mettiamo un attimo e vediamo se anche a noi arriverà un euro friulano per tenerci buoni. Perché lei, caro Fedriga, ha fatto pubblicità su Repubblica e Stampa per tenerseli buoni. Il governatore leghista risponde: io non mi occupo di queste cose e non l'ho mai chiamato a Sallusti per chiedere un pezzo positivo su di me. Sallusti è arrabbiato con me? Non decido io dove e su quali giornali fare pubblicità e non l'ho mai chiamato per un pezzo positivo su di me. Sallusti è sempre simpatico, ha detto Massimiliano Fedriga, ospite a Un giorno da pecora su Rai Radio 1, ma io non ho mai fatto chiamate ai direttori di giornali e men che mai al Libero o al suo direttore per farmi fare un pezzo positivo. Non è mai successo, vorrei che qualcuno provasse il contrario, cioè Sallusti ha detto una bugia, grande come una casa. Intanto quota 41 arriverà presto, dice il sottosegretario al lavoro, il leghista Durigon, intervistato sul Tempo di Roma, ma adesso facciamo una piccola pausa giusto così, per spezzare dalle prime pagine, adesso poi passiamo agli articoli principali del giorno.
John Williams, 24 aprile 1941 a Melbourne, in Australia, nasceva oggi. Chitarrista, compositore, questa cavatina la conoscono veramente tutti, straordinariamente bella e efficace. Intanto torniamo agli articoli del giorno. Dicevamo sul Tempo di Roma, pagina 5, quota 41 arriverà presto, dice il sottosegretario leghista al lavoro Durigon, che conferma la riforma promessa nella prossima legge di bilancio, cioè aspettiamo l'autunno-inverno, più chiarezza sui fondi da dedicare. Uscita anticipata dal lavoro senza limiti di età, prima della fine della legislatura, cioè superamento di quota 41 addirittura. Le risorse ci saranno. Alberto Brambilla, su questioni di lavoro e pensioni, in quanto docente ed esperto di welfare e presidente di itinerari previdenziali, è interpellato oggi da Fabio Dragoni a pagina 11 della Verità. Ecco perché non ci servono migranti, le aziende chiedono più stranieri, ma gli italiani senza un lavoro sono 13 milioni, molto più che in altri paesi europei. Bisogna cambiare il sistema di sussidi. La natalità dal 2045 riprenderà a crescere. Gli extracomunitari non ci pagano le pensioni, i contributi che versano torneranno a loro e sono comunque inferiori al costo dei servizi complessivi che gli offriamo, sottolinea il professor Brambilla, mentre a pagina 2 della Verità c'è l'intervista a Edoardo Rixi. Per le grandi opere il PNRR è inutile, dice il vice ministro leghista alle infrastrutture, intervistato da Carlo Cambi. Bruxelles ci ha legato le mani, proveremo a correggere il piano. Col ponte di Messina torneremo centrali nel Mediterraneo e rafforzando i nostri porti possiamo sfidare Cina e Turchia. Con il ponte Morandi, dice il genovese Rixi, si è visto di cosa le aziende italiane sono capaci. Dagli austriaci limitazioni insensate al nostro traffico e forse ricorreremo all'Unione Europea. Per quanto concerne poi le grandi opere e il PNRR, il punto di vista di Rixi è molto chiaro. Per le grandi opere il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è inutile. Un altro leghista ha intervistato, ma su Libero, pagina 3, dicevamo prima, il capogruppo leghista in Senato Massimiliano Romeo, sul 25 aprile, noi da sempre antifascisti, ma ci cacciavano dai cortei, il Carroccio ha sempre festeggiato la liberazione, puntualizza Romeo. Quando sfilammo però, la polizia dovette difenderci dai centri sociali. Il fatto è che la sinistra ritiene il 25 aprile roba sua. Sui migranti questo governo ha riportato una visione chiara del problema, poi serviva una stretta alle politiche lassiste di Lamorgese. PNRR, per incassare più soldi, PD e 5 Stelle hanno inserito progetti di ogni tipo, ora ripartiamo dalle opere prioritarie. Sul tema della giustizia abbiamo già visto prima. Abbiamo visto il Mattino di Napoli che si sofferma su questo con una intervista anche all'avvocato Gian Domenico Cagliazza, presidente dell'Unione delle Camere Penali, che commenta i temi della riforma di giustizia annunciata dal ministro Nordio. I temi riflettono le urgenze della giustizia. Siamo d'accordo col ministro Nordio su queste intenzioni di segno liberale. Vedremo poi nel dettaglio quali saranno le proposte. Per quanto riguarda Di Maio, inviato nell'Unione Europea, un articolo su tutti, il primo piano del Corriere della Sera, pagina 7 di stamani. Il governo però puntualizza: non è il nostro nome come inviato per l'Unione Europea per il Golfo. Era in testa alla lista dei candidati, sostenuto da Borrell, ma la Lega dice vergogna. E su questo tema il Corriere della Sera intervista Marco Zanni, presidente leghista di Identità e Democrazia, il gruppo del Parlamento europeo che riunisce tra gli altri Lega e Rassemblement National di Marine Le Pen. Faremo di tutto per evitare la designazione. Di Maio è inadatto, sostiene Zanni. In un momento delicato, in un'area cruciale, noi inviamo una persona che ha creato gravissimi problemi proprio lì, perché gli Emirati Arabi non lo volevano affatto. Secondo Irene Tinagli del PD, invece, ha le capacità ed è un italiano. È un italiano Di Maio, se non l'aveste saputo prima, non è dei loro e così lo attaccano. Contro di lui un accanimento senza contenuti, eppure quando erano al governo con lui non obiettavano. Tornando invece a Zanni, faremo tutto quello che è possibile per evitare la designazione, dice il presidente leghista del gruppo del Parlamento europeo di Identità e Democrazia.
Per quanto concerne Di Maio, mi chiedo quale altro commissario, oltre a Borrell, avrebbe potuto fare una cosa del genere. Come è possibile con le elezioni europee vicine scegliere per un incarico lungo una persona che il governo italiano non ritiene adatta e del campo avverso a quello dell'attuale governo italiano? Il punto di vista di Zanni è questo: un socialista come Borrell non trova nulla di strano nel nominare una persona che negli ultimi anni si è avvicinata al PD? Il punto non sono tanto i titoli per l'incarico quanto il curriculum specifico. È vero che aver fatto il ministro degli esteri in Italia conta, ma in un momento delicato come questo, in un'area cruciale come il Golfo Persico, inviamo una persona che ha creato gravissimi problemi proprio lì. I rapporti tra Italia e Emirati Arabi sono stati quasi cancellati da un'azione totalmente sbagliata e distruttiva di Luigi Di Maio. Ora i rapporti sono migliorati, ma questo perché negli Emirati sono andati il ministro Tajani e la premier Meloni a ricucire i rapporti. Com'è possibile inviare in un posto qualcuno che là è visto come il fumo negli occhi? Si domanda Zanni. Sul sussidiario.net l'articolo di Paolo Torricella su Di Maio inviato nel Golfo, ecco quanto vale una recita inscenata con Draghi. Lo ha scelto Borrell, ma lo ha deciso Draghi, che a Di Maio doveva un favore per avere in sostanza portato parte del Movimento 5 Stelle con Draghi. Eccoci al punto, Gigino is back, è tornato, non ha mai temuto di non farcela. Troppi servizi fatti a favore di chi conta per poi non riscuotere. La sua metamorfosi da bruco populista in statista di sistema era già chiara alle ultime battute del governo Draghi. La biura di ogni rigurgito anti-Europa, la passione per l'euro, la costruzione di un partito coi giochi di palazzo e infine la nomina, pur avendo avuto un sonoro ceffone dagli elettori. Ci dice quello che è ora, quello che voleva diventare, cioè casta pura, casta piena. Da faccia di bronzo, senza rispetto per quel ragazzo che urlava col megafono e andava in giro a urlare contro poltronisti e Voltagabbana, al punto da proporre l'incostituzionale ipotesi del vincolo di mandato, una presa per i fondelli. Adesso ha fatto completamente retromarcia. Per quanto concerne invece, cambiamo argomento, l'abbiamo citato prima in prima pagina sul Corriere della Sera, il data room firmato da Francesco Battistini e Milena Gabanelli sul Corriere della Sera, focus sulla Tunisia. Al collasso, il problema è italiano, sbarcati sulle nostre coste in 18.893 da gennaio al 18 aprile, meno di 2.000 nello stesso periodo dell'anno scorso. Ora il presidente Zayed chiede soldi per bloccare i flussi. Questo in sintesi il focus, il data room di Milena Gabanelli e di Francesco Battistini. Un'altra vicenda invece, giustizia e politica, ne abbiamo pure accennato prima, dalla prima pagina del giornale. Il servizio è a pagina 9 de Il Giornale, a firma di Luca Fazio e Domenico Ferrara. Giustizia e politica, le indagini ignorate su cosche e Partito Democratico in Emilia-Romagna, la relazione di un ex pubblico ministero antimafia, il magistrato Roberto Pennisi, che fu inviato dal procuratore Pietro Grasso a Bologna per occuparsi dell'inchiesta Emilia sull''ndrangheta insediata tra Reggio e Modena. In Emilia indicai il nome del sindaco del Rio, dice oggi il magistrato Pennisi, nel frattempo è andato in pensione. Il magistrato racconta degli ostacoli all'inchiesta di Reggio Emilia, l'inchiesta Emilia di 'ndrangheta. I rapporti con le endrine, le figure da segnalare erano quelle che avevano gestito la cosa pubblica. In particolare gli ex sindaci di Reggio Emilia, Graziano Del Rio, poi ministro, e Antonella Spaggiari, nonché Maria Sergio, moglie dell'attuale sindaco di Reggio Emilia, anche lui PD, Luca Vecchi, e altri notabili del Partito Democratico, tra cui l'ex vice sindaco Ugo Ferrari. Tutti costoro andavano indagati nell'inchiesta bis sui rapporti tra 'ndrangheta e politica. Era questa l'intenzione dell'allora pubblico ministero della Procura Nazionale Antimafia Pennisi, spedito dal procuratore Pietro Grasso a Bologna per occuparsi dell'inchiesta Emilia sull''ndrangheta insediata tra Reggio e Modena. L'intenzione si scontrò però con la procura all'epoca guidata da Marco Mescolini, un magistrato che poi sarà cacciato dal Consiglio Superiore della Magistratura per i suoi rapporti con la nomenclatura locale del PD.
L'ex magistrato antimafia Pennisi ha messo nero su bianco le sue convinzioni sulle indagini che si sarebbero dovute condurre a Reggio Emilia, una relazione di cui finora nessuno era entrato in possesso, nonostante il deputato di Forza Italia Maurizio Gasparri ne chiedesse copia da tempo. Indiscrezioni sui contenuti circolano da mesi, confermate dallo stesso Pennisi, e il giornale ne ha dato ampio conto. Ora, stralci integrali della relazione sono finiti nella nuova edizione del libro scritto da Giovanni Paolo Bernini, esponente di Forza Italia, che nell'inchiesta Emilia venne incriminato, arrestato, poi assolto con formula piena. Il testo trascritto nel libro di Bernini va ancora oltre le indiscrezioni, facendo nomi e cognomi degli esponenti del PD che il magistrato Pennisi, se non fosse stato richiamato a Roma, avrebbe incriminato. Nomi pesanti a partire da quello dell'ex ministro Del Rio. E il giornale, va detto, è stato l'unico con Luca Fazzo e Domenico Ferrara a parlare di questo già nelle settimane e nei mesi precedenti. Oggi l'articolo a pagina 9. C'è invece un focus di Giusy Fasano sulla questione della strage di Erba, della quale peraltro poi parleremo tra poco con Gian Loreto Carbone, storico inviato di Chi l'ha visto, la trasmissione di Rai 3 di Federica Sciarelli, che tanti anni fa fu il primo a occuparsi, nel 2011, di questa vicenda. Fece una puntata di introduzione molto chiara, poi tutte le cose sono state riraccontate adesso, da ultimo anche dalle Iene, ma poi finì lì. Ci racconterà lui per come e perché a partire dalle 8.30. Intanto su Erba, piano con la parola innocenti, scrive Giusy Fasano. Un consiglio non richiesto per gli innocentisti della strage di Erba: andate piano, che a correre poi ci si schianta. Olindo Romano e Rosa Bazzi stanno scontando l'ergastolo perché tutti i giudici che li hanno processati dicono che sono due assassini, e non lo dicono perché hanno chiesto alla sfera di cristallo. Lo dicono perché hanno ritenute solide le prove a loro carico, al di là di ogni ragionevole dubbio. Loro, dicono, hanno ucciso 3 donne e un bambino di 2 anni, hanno tentato di uccidere Mario Frigerio, poi testimone oculare. Perciò andateci piano con la parola innocenti, consiglia Giusy Fasano sul Corriere della Sera. Perché scrivere una richiesta di revisione, come ha fatto il sostituto procuratore generale di Milano Cuno Tarfusser, che li crede vittima di clamorosi errori giudiziari, non è la stessa cosa che scagionare, tanto più che quel documento non è ancora arrivato alla Corte d'Appello di Brescia, tenuta a decidere per un eventuale nuovo processo. E non è detto, tra l'altro, che ci arrivi mai. Al momento quella richiesta di revisione è nelle mani della procuratrice e dell'avvocata generale di Milano, che potrebbero anche decidere di sconfessare il collega e non trasmetterla alla Corte d'Appello bresciana. Su questo Giusy Fasano è certa, ma consiglieremmo, visto che lei consiglia agli innocentisti andate piano, di andare piano anche lei su questo punto, perché non è così papale, non è così pacifico che la questione non arrivi direttamente alla Corte d'Appello di Brescia, anzi tutt'altro, e quando anche ci arrivasse andate piano lo stesso. Dove è scritto che la Corte debba accoglierla per forza e disporre un nuovo processo? Sarebbe interessante però che la Corte di Appello di Brescia, se dice no al processo di revisione, argomenti il perché, naturalmente, in maniera dettagliata, come ha fatto il sostituto procuratore generale Tarfusser. Abbiamo dedicato su questo un focus apposito per illustrare il contenuto della sua richiesta. Sarebbe interessante un contrasto alle opinioni di Tarfusser, che sono opinioni derivanti da alcuni fatti, sostanzialmente. E dunque andate piano, andate molto piano, scrive Giusy Fasano. E ancora, se per caso la Corte d'Appello di Brescia accogliesse, anche lì frenate gli entusiasmi, perché capite, a difendere 2 potenziali vittime di errore giudiziario bisogna andarci molto piano, perché quello che va difeso è innanzitutto il sistema giudiziario in sé, dopodiché il cittadino, l'imputato, il condannato. Attenzione, e questo a prescindere dagli elementi che si portano per una possibile revisione della vicenda e del processo. Bisogna fare attenzione, anche lì frenate gli entusiasmi. Serve il processo e la assoluzione fino al grado definitivo, prima di poter accostare ai nomi di Rosa e Olindo la parola innocenti. Oggi la realtà è lontanissima da tutto questo. E se permettete, questa però è una grandissima ovvietà. Mi sembra ovvio che, essendo stati condannati in 3 gradi di giudizio, sono per la legge italiana oggi colpevoli.
ma l'istituto della revisione è fatto apposta per dimostrare che c'è qualcosa che non quadra nelle 3 condanne in 3 gradi di giudizio. Tra l'altro, sulla base di elementi nuovi. Elementi nuovi sono anche quegli elementi vecchi, ma che nessuno ha mai valutato. Questo lo sottolinea molto chiaramente il procuratore Tarfusser, legge italiana alla mano, nella sua richiesta di revisione, cioè cose che non sono state mai valutate, tipo la perizia dei RIS, sulla quale ieri si è scaldato il generale Garofano dicendo cose anche sbagliate in televisione, oltretutto su cose fatte da lui. Comunque, ad ogni modo, quella perizia lì non è stata valutata, non è stata giudicata, ed è una cosa enorme, perché dice non c'erano tracce delle vittime a casa degli assassini e non c'erano tracce degli assassini sul luogo della strage. Serve il processo e oggi la realtà è lontanissima da tutto questo. Comunque, una seconda richiesta di revisione è già pronta ed è quella dei difensori dei 2 ergastolani, che giustamente contano molto sull'assist di Tarfusser e alla peggio possono allegare o citare diffusamente il documento di Tarfusser se la Procura Generale non lo trasmettesse a Brescia. Ma in ogni caso la parola d'ordine resta prudenza, sottolinea Giusi Fasano. Lo diciamo soprattutto a quell'onda innocentista del web che ha già scritto la sentenza di assoluzione, che blatera già di giudici che devono pagare per gli errori commessi, che ha letto un titolo e nemmeno il sommario, ma già sa per certo come andrà a finire. Caro chiocciola Fragolino 2000 o nome idiota con bandierine annesse, fidati, vai piano che a correre poi ci si schianta. Cioè abbiamo una giornalista esperta del Corriere della Sera che prende un articolo per rispondere a tale chiocciola Fragolino 2000, come se fosse una selvaggia Lucarelli qualunque il Fragolino 2000. Incredibile ma vero. Ma lasciamo Giusy Fasano, con cautela, con juicio, mi raccomando, e andiamo alla Stampa. A proposito di politica e giustizia, anche qui ci sono 2 pagine, Nordio e la nuova giustizia. Sulle intercettazioni bisogna tutelare gli estranei, dice il ministro in TV, a che tempo che fa, anticipando la riforma. Piena sintonia nel governo, primo pacchetto entro fine maggio, poi provvedimenti su CSM e separazione delle carriere. Sono 1458, scrive Grazia Longo sulla Stampa, i magistrati mancanti in organico, con una percentuale di posti scoperti pari al 13,7%. 414 giorni la durata media di un processo in primo grado, 906, 2 anni e mezzo, quasi 3, in Corte d'Appello. Il 25 aprile, ha detto Nordio, fosse per me sarebbe una festa europea, non solo italiana. Le intercettazioni molto utili, ma non devono ledere chi non c'entra. Cospito, le leggi vanno applicate, nessun partito vuole abolire il 41 bis. Cutro, il governo è attento a combattere il traffico di persone. Il mio intervento sul caso US, il russo che si è involato da Basilio a Milano, non è intimidatorio, è come un avviso di garanzia. Primo passo, rivedere l'abuso d'ufficio. Fratelli d'Italia non vuole tensioni con i magistrati, scrive in retroscena. La Stampa: si procederà per gradi con la riforma della giustizia, iniziando dall'abolizione della norma incubo per i sindaci, cioè l'abuso d'ufficio. Il timore di una nuova stagione di scontri con i magistrati consiglia prudenza. C'è poi, oltre all'abuso d'ufficio, la legge Severino, il traffico di influenze e gli argomenti che abbiamo già visto citati dal Mattino di Napoli, c'è poi un'intervista di Giuseppe Salvaggiulo che continua il viaggio della Stampa, è la 7ª puntata del viaggio nella giustizia malata. In questa puntata è il caso della procura di Ivrea, che è tra le più in difficoltà di tutta Italia. Siamo una procura Cenerentola, si sfoga la procuratrice capo della Repubblica di Ivrea, Gabriella Viglione. Siamo i più derelitti d'Italia, maglia nera per distacco. Ho scritto 1000 volte a Roma, chissà se leggono, così i nostri cittadini diventano di serie B, dice la procuratrice. Una collega è arrivata ad avere 3800 fascicoli, nemmeno Superman. È come svuotare il mare con una paletta. Ho fissato priorità per le indagini, il resto non si può fare, sono avvilita. Al ministero non sanno neanche dov'è Ivrea, dice la procuratrice Viglione. A proposito di magistrati, la magistrata scrittrice è stata fermata dal Consiglio Superiore della Magistratura. Niente tour nelle scuole per parlare di libri. Marzia Sabella ha scritto Lo Sputo, un romanzo edito da Sellerio Editore Palermo, la storia di una donna che denuncia la mafia e i boss.
Stoppa la procuratrice aggiunta che non potrà invogliare gli studenti alla lettura perché non è un'attività di ambito giuridico. Marzia Sabella, 58enne, procuratrice aggiunta a Palermo, ha coordinato anche l'arresto di Bernardo Provenzano, ha scritto romanzi e saggi, sarebbe dovuta andare nelle scuole nell'ambito di un progetto intitolato Adotta uno scrittore, curato dal Salone Internazionale del Libro di Torino. Ma il Consiglio Superiore della Magistratura non ha autorizzato la dottoressa Sabella a parlare agli studenti. Motivazione: è un'attività che non ha come oggetto la formazione in ambito giuridico. Rappresenta anche l'accusa nel processo a Matteo Salvini, quello per il sequestro degli immigrati. Mentre su Scenari Economici vi segnalo un bell'articolo, scenarieconomici.it, dedicato alla Grecia. L'Economist parla di miracolo ellenico, ma, scrive Giuseppina Perlasca, i greci non sono affatto d'accordo. Miracolo greco, scrive l'Economist, per elogiare l'opera del primo ministro Mitsotakis di Nuova Democrazia, Partito Popolare Europeo centrodestra, che dopo aver cacciato il partito di Tsipras dal governo avrebbe raggiunto incredibili risultati economici durante il suo governo. L'Economist dice miracolo greco, ma i greci non sono d'accordo. Di Gianni Riotta abbiamo già detto prima, Luigi Mascheroni ne traccia il ritratto per la galleria degli insopportabili, il giornalismo siculo-americano, cannoli e carriera a rotta di collo. Inviato, direttore di tutti i giornali e tutti i TG, fa un'informazione più liberal che libera, più sceneggiata che raccontata. Aveva il disprezzo di Ezio Mauro. Mentre apriamo il capitolo intelligenza artificiale, su Wired.it vi segnalo un articolo dedicato ad Alphabet che lancia Google DeepMind. È la sfida di Google a OpenAI che ha prodotto ChatGPT. L'annuncio arriva dall'amministratore delegato di Google Sundar Pichai sul blog della holding. Accorpati il team Brain di Google Research e il gruppo di ricerca di DeepMind. La macchina non si ferma, quella dell'intelligenza artificiale, naturalmente. Altro articolo su Wired di Sandro Iannaccone: è il momento di parlare seriamente di etica dell'intelligenza artificiale. Gli esperti di SIP AI stanno per pubblicare un manifesto sui problemi immediati legati alle intelligenze artificiali e in particolare sui conversatori umanoidi come ChatGPT. Vero o falso? Si domanda a Tempi. L'intelligenza artificiale costringe a chiederci di chi ci possiamo fidare. Intervista a Schumacher, il Papa col piumino, la canzone di Drake and the Weeknd. I falsi credibili generati dall'intelligenza artificiale sono trappole pericolose, spunti per resistere prima di regolamentare, scrive su tempi.it Piero Vietti. L'ultimo numero del settimanale tedesco Die Aktuelle è uscito pochi giorni fa con un'intervista esclusiva a Michael Schumacher. Era prodotta da un'intelligenza artificiale. Sul sussidiario.net la scuola e ChatGPT. È intelligenza pensare che Dio è superato? Si domanda Fabrizio Foschi. ChatGPT continua a sollevare domande. Alcune riguardano i limiti machine learning, altre l'identità vera e gli scopi dei programmatori. C'è anche un pezzo su Atlantico Quotidiano, i signori del silicio, oltre a fare cassa, hanno un piano per l'umanità, scrive Pierpaolo Sicco. Il soluzionismo tecnologico è una nuova ideologia che occupa gli spazi lasciati dalla politica sempre più post-ideologica e dalla religione sempre più secolarizzata. La religione del silicio, insomma, mentre quando le teorie del complotto si dimostrano vere. Questo è un simpatico e interessante pezzo di Armando Simon. Dai Twitter files al laptop di Hunter Biden, passando per la promozione dell'ideologia gender e del mangiare insetti, a volte le cospirazioni sono reali, scrive su Atlantico Quotidiano Armando Simon. Con questo ci fermiamo un attimo. Musica, maestro, e poi chiamiamo Gian Loretto Carbone.